È il governatore Luca Zaia a continuare a raccomandare alle forze dell'ordine di usare buon senso durante i controlli anti-Covid, cosa che evidentemente non tutti sanno fare. La storia è quella di Ornella Argentin di Cassola, ha subito un intervento chirurgico a Milano il 13 febbraio e il 10 aprile ha voluto essere lei ad uscire a fare la spesa, con tutte le precauzioni del caso, proprio anche per prendere un po' d'aria dopo oltre 2 mesi a casa. Essendo la signora di Cassola, si è diretta verso l'Ipertosano, anche perché lì trova alcuni prodotti specifici e ha notato una pattuglia degli agenti di polizia locale sul ciglio della strada. Una volta arrivata all'ipermercato ha visto troppa gente e si è detta che era meglio tornare sui suoi passi proprio per non fare assembramento. Ma nella strada di ritorno, dopo circa 10 minuti, ritrova la pattuglia che stavolta la ferma. Non le chiedono nemmeno l'autocertificazione, ma le chiedono il motivo dello spostamento. Lei dichiara quanto avvenuto, ma essendo che non ha la spesa in auto, viene subito sanzionata con tanto di verbale, 550 euro. Trovo sì di avere subito un'ingiustizia perché sono stata sanzionata nel paese di residenza mia, a 500 metri, forse anche meno da casa. Mi ritengo una cittadina che è sempre stata non alle regole, di più ancora, e per la prima volta che esco, dopo 2 mesi, mi ritrovo comunque con una sanzione da pagare, voglio dire, buon senso, voglio dire, perché non hanno visto una persona, voglio dire, che abbia fatto un'infrazione, che fossi arrivata di corsa, che fossi assolutamente. Il sindaco, interpellato dall'avvocato della donna, risponde che la nota è stata trasmessa al comandante della polizia locale pedemontana del Grappa con un invito a un celere esame con l'ausilio della polizia locale nord-est vicentino convenzionata. Staremo anche noi a vedere adesso che cosa succede.